Passo bene, col talento intatto di scegliere quello che non mi conviene. E al di là di tutto, anzi meno male, non più 20 anni, l'ingombrante urgenza di non aspettare. Al di là di tutto, sono sempre io, con i piedi freddi, desideri al vento ed il deserto in frigo. Vestiti, andiamo al cinema, c'è una retrospettiva che non voglio perdere. No, reciti, facciamo il cinema, diamo spettacolo finché ci va di ridere. No, voglio in sala adesso, tienimi, ti tengo. Su Cittadella, la radio Gio Barbieri, che festeggia quest'anno i suoi 30 anni di carriera, lo fa con un disco live tratto da Una notte vera e anche un tour 30 anni suonati che lo vedrà live a Taranto il 20 di aprile al Teatro Fusco. Benvenuto su Cittadella. Grazie dell'accoglienza, Paolo. Allora, Gio Barbieri, 30 anni, è un bel traguardo, eh? Senti Gio, che effetto ti fa ripercorrere, insomma, questi 30 anni, ripensare al tuo lungo percorso artistico? Ecco, se dovessi fare un bilancio della tua carriera, sicuramente sarebbe positivo. 30 anni, devo dire, è un traguardo difficile anche da raggiungere. Guarda, è un traguardo con tanta luce, nel senso che è stato un percorso, ovviamente, come la vita di ciascuna, qualunque persona, con inciampi, con momenti bellissimi, con ricadute, con sorprese, però non cambierei, veramente una virgola di quello che è stato fino ad adesso. E devo dire, tanto questo album che hai citato, che è questa tournée che sto portando in giro ormai dallo scorso 6 di ottobre e che durerà fino alla fine dell'anno, non è uno sguardo al passato, non è carica di malinconia o di nostalgia per qualcosa che non è più, ma anzi in realtà è veramente una perenne festa e una carica di energia per seminare e poi partire verso i prossimi 30 anni da vivere. Bene. Senti Gio, c'è una persona o un artista a cui vorresti dire grazie, vorresti ringraziare dopo questi 30 anni di carriera? Questa domanda, insomma, è fin troppo semplice, insomma, per rispondere. Volevo arrivare proprio lì. Io, se sono qui, se ho iniziato questo percorso, lo devo a Pino Daniele, che quando ero un ragazzino, perché insomma non avevo nemmeno finito le scuole superiori, avevo già iniziato a scrivere canzoni che io continuo a dire e continuo a pensare che siano canzoni, che fossero canzoni brutte, però nonostante questo Pino in qualche modo iniziò ad interessarsi a me e alla mia musica e grazie a lui il 7 ottobre del 92, dopo un po' di lavoro in studio, dopo essere stato catapultato in studio dopo aver fatto l'esame di maturità, il 7 ottobre del 92 insomma mi fece debuttare ad un festival di Luci Nuove che si chiama Festival di Castrocaro, quindi da allora è iniziata questa strada meravigliosa e a lui va tutto il mio grazie. Senti Gio, ma quanto ti è rimasto del grande Pino Daniele nella tua musica, nella tua vita artistica e soprattutto qual è l'insegnamento del grande Pino che porti sempre con te? Ma ovviamente io da musicista e da napoletano ho nel DNA la musica di Pino, quindi insomma nelle band giovanili facevamo un sacco di canzoni sue, per cui insomma sono veramente sono cresciuto col suo suono, che ho cercato in qualche modo di fare mio, e l'insegnamento più grande sicuramente è l'attenzione e la disponibilità verso il diverso, nel senso che Pino è sempre stato un musicista curioso, attento a tutto quello che in qualche modo intercettava, anche se era magari lontano dalla sua matrice, e spesso, come dire, aveva il piacere di mescolarlo alla sua musica. Io cerco di perpetuare questo suo insegnamento ho lavorato molto spesso con tanti musicisti diversi, la mescolanza è un aspetto che trovo costruttiva, e quindi nella musica come nella vita, quindi questo forse è l'elemento che Pino maggiormente mi ha lasciato.
Bene, in diretta su Cittadella noi abbiamo Gio Barbieri. Beh, Gio, per i tuoi 30 anni devo dire che ti sei fatto un bel regalo. 30 anni suonati con questi due progetti, il live, il disco live e poi naturalmente questo tour, lontani un po' dalla dimensione del quartetto jazz con la quale di solito tu giri in tour, ma soprattutto credo che tu hai realizzato un vecchio sogno, quello di suonare con un'orchestra. Sì, in effetti, allora ti spiego meglio ai nostri ascoltatori. Questa tournée si esprime appunto sul palco col mio quartetto, che è un quartetto di jazz che è prestato alla musica leggera, insomma, in qualche modo. Però ecco, è anche una tournée fatta da concerti che cambiano, nel senso che ci sono stati momenti in cui in alcuni posti speciali ho potuto suonare in solo, anche in duo con Daniele Sorrentino al contrabbasso. E però, come dicevi tu, poiché voglio dire è una festa, come dicevamo prima, c'è anche un meraviglioso regalo che la vita mi sta per fare e sta per accadere proprio a Taranto per la prima volta, cioè quello di poter suonare le mie canzoni con un'orchestra dal vivo. Io in studio mi è già capitato tante volte di poter usare l'orchestra perché è un elemento che sento molto affine e per la quale mi piace scrivere anche, però dal vivo non era mai accaduto e accadrà questo giovedì 20 proprio a Taranto. Bene, allora noi in diretta abbiamo con grande piacere questa sera Gio Barbieri, centinaia di concerti in molti paesi del mondo, hai suonato all'Olimpiadi di Parigi, al Blue Note di Tokyo, sei passato un po' dalla canzone d'autore al jazz, al bossa nova, alla world music e soprattutto un viaggio musicale che ti ha portato nel corso degli anni ad incrociare collaborazioni con colleghi in ciascuno di questi ambiti. Senti, c'è un ricordo di questi incontri che porti nel cuore, soprattutto un momento particolare di questi 30 anni che vorresti incorniciare? Ma guarda, sono ovviamente tutti diversi e tutti preziosi. Se volessimo proprio rimanere nel periodo più recente, diciamo così, lo scorso 7 ottobre, quando proprio il giorno in cui questo album dal vivo è uscito per festeggiare questi 30 anni, abbiamo fatto una vera festa, veramente un concerto che somigliava ad una festa, perché ho chiesto a tanti amici colleghi di venirmi a trovare, da Mario Venuti a Tosca, a Nino Bonocore e ad altri ancora a Napoli, che è la mia città, e abbiamo fatto un concerto lunghissimo, pieno di duetti, di canzoni, di scambi, di esperienze. Quindi insomma, ecco, quello forse lo ricordo come un momento, una fotografia che rappresenta tutto quello che è stato questo percorso in maniera efficace. Senti, che legame hai con Napoli? Quanto ha influito soprattutto Napoli nella tua musica, nel tuo cuore? Poi so che sei anche tifoso. Sì. Sì, esattamente. Anche quest'anno è un bel regalo per te, eh? È un anno affascinante, non è ancora successo nulla, però vediamo, anche in questo sono un po', non sono troppo scaramantico, però quantomeno sono un realista, ecco, diciamo così, quindi un passettino alla volta, però è così, Napoli ovviamente è fortemente nella mia musica, nel senso della melodia che le canzoni della mia terra hanno, io le ho rubate, ho cercato per come potevo di trasferirle nel mio modo di scrivere, quindi quella che è la filosofia della napoletanità è nelle mie corde. Non sarei quello che sono senza Napoli e né mi interessa pensare a che cosa sarei potuto essere senza, perché è veramente il mio valore aggiunto. Bene, tra pochissimo parliamo di questo tuo live 30 anni suonati. Gio, volevo sapere un po' qual è il rapporto col tuo pubblico, che devo dire è legato in maniera particolare alla tua musica, e come ti ha festeggiato? Guarda, il mio pubblico sì, effettivamente è un dettaglio che non è un dettaglio, ma è l'elemento che per me fa la differenza. Oggi tu sai bene che di musica se ne fa tanta, spesso la si compone nel privato, no? Ma il contatto con il pubblico, quando in qualche modo quella canzone la porti all'esterno e vedi che fa il suo percorso e finisce nella vita di qualcun altro, allora senti che questo mestiere vale la pena che sia fatto in questo modo, magari anche soffrendo, magari anche con fatica. Io ho un gruppo di appassionati che si sono riuniti e si sono dati per nome Maravigliosi, diciamo in omaggio ad un album che ho pubblicato tanti anni fa che si chiamaIson Maraviglia, sì. E a loro ho voluto dedicare in questo album dal vivo che contiene anche tre registrazioni in studio,
una canzone che si chiama Meravigliosa Avventura e che veramente è il mio grazie per tutto quello che mi hanno regalato in questi anni. Bene, Gio Barbieri con noi in diretta su Cittadella. Gio, senti, parliamo adesso di questo tuo tour che ti vedrà protagonista a Taranto il 20 aprile al Teatro Fusco. 30 anni suonati è il titolo, insomma, di questo live che ripercorrerà il tuo itinerario artistico. Insomma, cosa metterai in scaletta? Parliamo, insomma, di questo tuo spettacolo che naturalmente festeggerà i tuoi primi 30 anni. Allora Paolo, ovviamente sarà una carrellata su quello che è stato questo percorso meraviglioso per me, ma soprattutto io non vedo l'ora di incontrare questa orchestra straordinaria che è l'orchestra della Magna Grecia, che per l'occasione sarà diretta da Angelo Nigro, mentre i musicisti che mi accompagneranno e ci accompagneranno sono Pietro Russo al pianoforte, Bruno Mascozzi alla batteria e alle percussioni, Luca Bulgarelli al contrabbasso. Quindi sarà una notte piena di pathos, di poesia. Io infatti, come dire, temo di non riuscire a mantenere la concentrazione, perché poi quando inizio a suonare l'orchestra io devo ascoltarla, è come il pifferaio magico, quindi certo, insomma certo. Mi metto a sentire lei e dimentico tutto il resto. Beh, appuntamento sicuramente da non perdere, vi ricordo il 20 di aprile al Teatro Fusco, Gio Barbieri con 30 anni suonati. Parliamo insomma del futuro, Gio, progetti e obiettivi, perché questi 30 anni sono sicuramente un bel traguardo, ma adesso c'è la ripartenza per altri 30, eh? Certo, e guarda, io dall'orchestra non vorrei tanto separarmi, quindi insomma io in questo periodo sto scrivendo nuova musica per un futuro indefinito e molta di questa è orchestrale, è strumentale. Mi piacerebbe poterla appunto registrare e magari regalarla al cinema, che è un'altra mia passione. Bene, allora noi ringraziamo Gio Barbieri, che sarà, vi ricordo, a Taranto al Teatro Fusco il 20 di aprile con questo suo tour 30 anni suonati per festeggiare questo traguardo importante, 30 anni di carriera. Auguri a Gio Barbieri, grazie Gio. Grazie a voi e ci vediamo giovedì e spero di potervi venire a trovare in studio molto presto. E noi ti aspettiamo più che volentieri. Gio Barbieri a Radio Cittadella. Come un rifugio, come una casa, quella parola che aspettavi e che ti scalda, come uno scudo, come una spada, l'ultimo baluardo in fondo alla battaglia. Sarò per te finché vorrai, coperta sangue, punto fermo e lealtà. Sarai con me perché lo sai che siamo questa voce sola che ora è qua e che vuole esplodere. Un colpo al cuore, poi ancora lei vuole esplodere. Meravigliosa avventura, lei vuole esplodere. Come una porta che porta a un posto che noi sappiamo essere solamente nostro, come una pelle sotto la pelle che abbia il profumo dell'estate e delle stelle. Sarò per te se lo vorrai, la storia che nessuno ha raccontato mai. Sarai per me quel giorno in più, la voce che sai darmi solamente tu e che vuole esplodere. Un colpo al cuore e poi ancora lei vuole esplodere. Meravigliosa avventura, lei vuole esplodere. Esplodere.
vuole esplodere, meravigliosa avventura, lei vuole esplodere, esplodere.